avevi sempre a che fare. Una volta ne sa sopra, una volta ne so male, una volta ne sa compare. L'importante è che non c'è mai. Ora si fissò magari con il circolo del cattolicesimo, perciò prima leggere duravano ora. E intanto io ero qua e chi sta leggendo? Filomena! Madre! Ma non c'è! Non mi porto sasti! Figlio mio, tu non sai che accattare i vari causi. Oggi è la festa della Madonna Carmelo. E al tesoro, ci caso zitto. Sì, un zitto, ragazzi! Però Liborio! Liborietto! arrivò la cattolica. Liborio! Marito mio! Oggi ci sono sul sito, perciò mi date sì, una schiarata sono! Consorte? Arrivederci. Ti sto salutando! Chi ero per il tuo riconto? No, che avevo più vedere. Ma come te pommerati? Ma che sei la coppola di notte della moglie di Carlo Magno? Cosa dici? La coppola di notte? Questa è la nuova moda, caro! Che ne sai? Alla faccia della moda, da Parino mia nonna quando sopravvasso con suo tagliate. Ma tu lo sai perché mi che sei ignorante? Ignoranti! Certo, io sono ignoranti. Tu sei una ingegnatura letterata. Tu che frequenti queste parrine che si casano parlano latino. Un'altra pareonna, vedete la mia moglie a mezzo paese, che da lingua la tenia a destra e a sinistra. A poi se ne va le donne Africa e ci dice 1 chilorum di panorum. E Chita, anziché un pane, ci dona 1.000 di stucco. Scusate, stop. C'è da spostare urgentemente una Fiat Idea grigio scuro. Ma guardate che uno in casa sua non può nemmeno parlare che se deve spostare la Fiat Idea! Non c'è più un mondo! E tu, invece di continuare con questo spirito di patate, dimmi una cosa, tuo figlio ancora non si è ritirato? Da giù bello specchio, più bello un pure sua madre. No, perché ancora non si è ritirato? E io che ne so, c'è tutto mentre a via! Ma perché non è stato tu? Io non c'è stato lì! È tutta la mattina che sogno per dall'8! Perché prima me ne va a missa, come è giusto, uno la mattina se ne va alla missa. A poi mi confessaio, a poi scaggia la parola con per Gemmalazzo, che la parola io, la parola io, e sempre seguire. Poi viene rigirato tutto un paese, o tutti i paesi, per cercare di imparare cose a te. Che morte sono pedali! Ma se potessero giocare in imparare cose in questo paese? No! Sono tutte pare corti, scelte senza sacchetti! Sono cause morte. Ma non scherzare, causi morti! Ma tu ora che ti metti? Che ora ci facevo che tu ci da sul sito? Ma dico, avete morti stamattina? E certo, di notte stamattina perché un tempo si perdi! Tu sai come sono i parrini? Caghetti quando attaccano a parlare, non la finiscono più! Poi faccio il melazzo, mamma! Dopo che si mangia in giù tutto l'anno. E volte che ho ascoltato. Ma senti, dimmi una cosa. Sì. All'indicchia pronta è? No, e come può essere pronta all'inizio? Se io non ci sono stato, non è pronta. Signore me, a dire, aveva una vita che mi sono sei 4 di mattina, ma ritiro 4 sera e mi sento ritiro di mia moglie non mi è pronto, perché io ho avuto che fare da riunione. Ah, va bene, va. Ma certo! E tu, invece di ritirarmi in stile giocare a briscola, perché non ci vai magari tu alla riunione degli uomini cattolici? Certo, mentre ci siamo, ne facciamo mettere un altare a mezza casa e a così ne facciamo dire la messa a domicilio. Non c'è bisogno di altare, ci basta la Madonna delle grazie. E poi non c'è bisogno di dirsi, perché invece io ti volevo dire un'altra cosa, sottilissima,
mi avesse a insegnare. Chiude che gioca vero con tutti questi menegoni. No, peggio delle menegoni. Un parrino di sta riunione mi disse: ci sono dei giovani tinti proprio che portano i figli di quella famiglia a malestare. E chiamano a gioventù a bruciare. E allora? Ma come allora? E tu non ti scaldi? Io mi scaldo. Noi già avevo un figlio di età, non ti scaldi che te ne bruciare. Com'era, ma che bambucchiarlo? Fritto, bruciato, rostoso. Guarda che Ciccinetto è un tipo che sa non ne va, non ne cammina. Non ne cammina, è che siamo arraiti, non ne cammina. Sì, signore me, si è messo sto pollice nella testa. Ora va lavato in cielo. Senti, ti disse che io ho fame, io è pronta a stare in ticchia. Ma come può essere pronta che stai parlando con te? Io ti parlo di discorsi importanti, soprattutto e tu pensi sempre alla panza, Sì, importante. Ti disse che io ho fame. Prima mangiamo e poi ne discorremo. No, è una cosa importante e la discorremo ora. Ora ci vai a fare l'indicca quando voglio e quando ricordo. Va bene? Oh, cavolo quelli per rifare l'indicca. Ah, ti ricordo siamo zitti, che tu c'hai sempre sto malovizio a pensare sempre prima alla panza e poi alle cose importanti. Capore che io non lo so. Che prima di venire qua, in questa casa, di me madre e di me baggi, e da me, la tua fidanzata, finieri che da amici a un'anna e ti facevi bello piatto di familiari e mezzo litro di vino a mie spese, pare che io non lo so, da mai c'è sotto questo locale, mai? Ci mancava che ci prese tu. Senti, va a fare l'indicca che hai ora da cucinare. Sì, ma oggi ci sei, Avanti. ma finisci, ti va bene? Buonasera babbo! Sempre, ma quando ci sei? Io non volevo... Muto a mia ma chiamare padre e mi dire di sia. E ci vuole più rispetto. Ok? Oh, ma che cosa hai? Io non ho fatto niente di male. Ah, tu dici? Non sapevo con tutti questi amici che frequenti. Ma io frequento i soliti amici. Nino, Giovanni, Ciccio. E voi li conoscete tutti. Bravi carusi su. Sì, bravi carusi. A vista. Ma sutta, sa chi è che commenate? Ma chi sono questi discorsi? Io sono comizio. C'era Miranda. Ah, se tu sentivi parlare. Uè Miranda. Barratore. Barratore dimmela. No, mascolo è. Se mi dici sta Miranda. Si chiama Miranda, ma è mascolo. Misco. Si chiama Miranda, ma è masco. Ma siamo proprio sicuri? Si chiama Miranda, ma è masco. Signore miei, io quando comincio a sentire freddo da bruciato. Chi? Ha bruciato. Ha bruciato. Avete ragione, Tomati. Con la mena. Oh? Bene, per la mena. Amici, non ti chiamo sopra, non c'è bisogno che mi studi. Amici, che poi? Tu senti stupito da bruciato. Ah sì? No, chi sei? Sono i difetti. Sono da deve su, non c'è. E che sei tu? Io. Tu, dici una cosa. Tu, che la ponendo per mare e per monte. Tu. Ah, che dici? No, hai ragione, papà. Hai ragione. Ma con tutti questi anni che c'è, ma che te va a finire tu a bruciato? Tu mi hai bruciato, lo sapevi? Bruciato. Sì, tu fai parte della gioventù bruciata. Ma come dici queste cose? Un parrino! Ah, non mi detto che faccio parte della gioventù bruciata. È impossibile. No, non è impossibile, che è così. Freddo da bruciato. Un parrino non te la ricordo. Mi dissi che ci sono certi giovani bruciati che portano i figli di quella famiglia di Mattia. Da malestati devono diventare a bruciati disgraziati. E siccome... fammi parlare. Siccome tua madre poi così capisce al volo, se Spagna ma da brucia magari tu! E che c'è? No, c'entra! Centrissimo e centrone! Ma perché
Arrivederci babbo! Come chiedi? Come tempo che ti faccio scorare? Perché io sto trascurando, si intende? Ragione la mamma. Quantissimo di tavanno che tu l'ha bruciato. E allora come sei sempre fuori a fare? No, io sono io fuori, ma che te ne dico? Non è che mi sempre mia, non è che tu sei sempre stata lì, ma io pulita e non E basta! Ma chi è sto schifio? Vedete che io voglio fare! E qua penso a fare schifio! non mi interessa, ora per mangiare ci penso non ma giù sento soruzza. No, ci pensava. No, magari che stavo a sentire. Ma ora la sua casa l'agnelli prende bruciare lì. Ma sono bruciata, che mi interessa guarda. E tu mai che mi dai ragione, mai. Sempre più salite. Con tante scicca vera. Ma era a pigliare a chi? Sempre che se ne gira, come marito. Io guardo come marito. Ma gente che tu non ti hai fatto la venuta, non mi essere. L'ultimo scoglio della trizza. Me la sono presa io. Bene figlio, mangia. Guarda che ti buttai. Mangia, la panza. allinghiti la panza, mangia. Allinghiti la panza, Senti di cuore, oggi che a Madonna Carmelo, a tesoro ci sta sul sito. Sì, un zitto! Ma sapevo che mi sta sul sito, ancora la ripetere un'altra volta. No, più giusto. Amore, non preparare tanti caffè. Amore, non preparare caffè. Filomena, ma levate una curiosità. Dico, queste cause, questa carta geografica cagano con mare. Io stasera che figura avessi a fare cacchi da città sozzito? Ah, vede Gianni, casa romana, per me cantare in varie cause. Dico, è normale. Io in tutta la vita ne hai avuto solo due parti. Il primo paro, la comunione. Io allungavo e i causi puzzavano. Io allungavo e i causi puzzavano. Tanto è vero che quando incontrai a sta regina di Sabba mi dissi mi sono innamorata delle tue gambe. E ci credo che ti va innamorare dei maiali. Ma ruolo su tire rocce! Senti, io che ci posso fare? Io non scendo a casare di giovani causi, non so giovani. Che ci posso fare se in questo paese i causi sono fatti solo per i beduini? Anzi, così, come un figlio. Sì, San Pellegrino. Sai qual è la verità? Entra in sta casa, si virano su parette. Che devi fare? Ragionare, guardate. Senti, che cosa ci fa su tuo fidanzato? Ma su questo io lo so, cioè su questo è impossibile capire come marito c'è bisogno. Ma io ce la farei un passo, no tu? Non ce la farei un passo, che se mio marito per ciò come sta per magari. E si prende a casa. Io riesci io stamattina a cantare i causi, non si riesce mai. Guarda caso. Senti figlio mio, in questa occasione mica non ti rendi causi tuo figlio. Bella ciuvata. No, mi metto che delle mie mogli. Ma che te ne dopo? Oh, basta e basta. O c'è mettere a ritenersi a no? Mettiamo la polizia. Meglio.
troppo pulito è. Susi, ma va polizia, sposto da morire. Non va mai niente, sposto da morire. Dalla fine fai un po'. Ora mi metto a cantare, va? Stavo cantando, fa la pasta, canta, anzi, stai a fare. Te la dedico, cara cognatina, questa canzone. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di questa sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, non mi puoi mettere i piedi in testa, è una forma d'arte e tu sei solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei in questa casa, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io. Lo sta chiudendo. Ma che succede? Che sta succedendo? Cognatina, ho un'idea. Ci riceve da metà di campagna e non può vedere. Avete ragione mia figlia? Oh, ci ricevuto in campagna. Sei in campagna. Buongiorno, mi presento da me medesima. Signora Vespa, vedova fra comodo. Tanti piaceri. Piacere, prego, accomodate. No, grazie, accomodate. Accomodarsi, Natale, si chiamano. Grazie. Cercavo in questa casa. Mamma. Signora, gradisce una tazzina di tè? No, preferirei un bicchiere di acqua. Lo prendo io. Ti piace Campelino? Grazie Campelino. Ti piace mio figlio? Sì? Sì, mamma! E allora datemi la mano. E allora ora vi dichiaro marito e moglie. Marito e moglie. Avanti, prego. Ma dai, non uscite, non è lesto, non uscite. Prego signore. Grazie. Prego. Cavuri! Siccome la madre Vespa, il suo figlio è la moglie. Scusatemi, vostro marito non è in casa? No, è purtroppo, lo vede là, ci sono là la campagna, le foto della campagna, e purtroppo si trova in campagna. No, assurato. È tempo di raccolte, se raccolte più tardi. Che c'è un micolino, che sta dando una carica, ma che va Dacci, avanti, dacci. Cammellina, ti abbiamo portato
Papà! Ma che cosa si chi se ci va Basta! La cominciate una giornata nuova, basta! O c'è mettere a rete! E mettiti O se signore era così! O Marino, una conferenza episcopale! Faccio vedere Accentra questo però! Nota come ogni volta che assai chiude la perché come volete, come parlare? al centro! Si non ci sta lì! Purtroppo è in toiletta, perciò ci sono io. Come te? Tassi, tassi. E che si sta toilettando? Ascoltare. Si sta sistemando, tassi, tassi. Ai 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 ai, Enrico. Prego. Ah. Prego, tassi, tassi. Ai. Mamma. Senta, ma come sto luccheggio un pochino? Questo dolcetto ce l'ha tirato male, vero? Sì, ma non c'è stica. Ma perché ti sta vicino alla puntata? Io un lucchetto lo sistemo io, perché mia mamma mi raccomando, ma toccare su guida, ma toccare, No, io così mi offendo. Lei ama casa c'è con tutti i robi stirati. Ma su. Perciò... Allora.
un torrone mi cascate in tira. E da burro invece... Si prende quella al burro. Posso? Ha scelto il mio preferito, giusto, l'ho fatto io con le mie manine. E allora non lo mangio. Ma dimmi com'è, se non mi offendo. Un altro. No, Un altro. No! Ma devi scegliere. Un altro. No, ci basta questo, grazie! Com'è? Mi devi dire com'è. Un roso. Allora che si dice che so, te lo usassi? E cosa vuole? Vuole un bicchiere d'acqua? Sì, volentieri. Un bar! L'imporio, quanti murari, che c'è un compari! Quanti murari? Ma come guarda murare? Ma sciamonina, parlare con chi si dice che è murare? Adesso che sa spiegare, Ah, senti male. si deve spiegare. Allora, si beva questo bicchiere d'acqua. Sì, mi più sto bicchiere d'acqua che mi canna da gola sto biscotto fatto di Mesogino, sono brutto e di mesogino, se la buona l'ho fatto io. Ma come sta sta soggela? Avete una vita? Bene, si beva l'acqua, si beva l'acqua. Si beva l'acqua. Stavo scivolando. No! Stavo scivolando. Ma come stava scivolando? Ma non è la faretta! No, l'acqua! Buono! Sta caldo, con male bene. No, come sta facendo questo affare fritto? Ma che sta zittare, se non mi offende, si deve assettare. No, mi Deve stressa. assettare, ma lei in questa casa ci sta sempre 5 minuti. Ma a me mi piace la sua presenza. Giustamente. Ma che va a fare? Non deve si avvicina. Ma già non mi male. Ma io che stai E lo spiegando? stai chiamare come fa? Mi offende, non ci sta mai in questa casa. Sempre più compari. Esiste ma che la compare esiste. E me lo fare. Stai per canale, Mario. Forza. Niente compare, bello, bello. Io quando me la tia, ma arrivi un l'occhio. Ma il convento, compare. Ma che per sparti sto a casa vita? No, compare. Abbiamo formato l'Oriente e l'Occidente. Come un muro di Berlino. Ma come l'Oriente e l'Occidente? Ma siamo in democrazia, che tempo tocchiamo? Ah, Siamo in democrazia! fuori. Ma non in questa casa. Ma come? Ma che state dicendo? Ma che tempo tocchiamo, sciamonito? Perché ti sta sette? Ah. Il mio succo. Sì, un attimo come dubbio. Che scherza? Sciamonito, venga, torna! Pensi scherza, passettiti! Ma non bottonini, il mio succo a salsa, sciamonito! Voglio dire che a parlare è una cosa seria. Vabbè, Oh! Vostro figlio è Enzo. E decidimi una cosa. Vostro figlio vota. ma questo io non lo so. Ci potessimo spiare a mia moglie. Perlomeno. Sì? Mi avete chiamato? Sì, vieni. Qua. Senti Filomena, ma per caso il nostro figlio Ciccino vota? No, purtroppo in questa casa voti solo tu. Ma volete qualche cos'altro? Vi posso mi siedo qua? No, voglio parlare io. Siccome si avvicinano le votazioni e siccome conosco un certo politicante, dico politicante, ma se noi ci diamo un voto, magari, che ne so, chi tu di suo figlio Ciccino,
che c'è no bello, è bello quando vedo che mi arregreo. Diciamo che noi ci tiriamo un po' di cucciccino, io politicamente ne rispondo con un po' di zavaglio piccino. A Sant'Agostino. Ma che tempo no? Io parlo sul serio. Compare, io avevo che scritto la vostra promessa e mi stai facendo vecchio, e stai ancora aspettando. Vi giuro, sulla mia parola, sulla parola che unisce la nostra amicizia di compari e compari. Vi giuro che stavolta è vera. Io per conoscere sto politicante, io vi prometto che lo faccio conoscere. Facciamo una cosa. Domani al mattino, i 7, si faccio fare pronti. Ehi, e state più cicci. E come macchina, Nini mi ha conosciuto politicante. A così se tu dici che è vero e falso. Ci siamo capiti? Compare, ma io adesso a bene per queste cose del vederlo, do deputato. Ma quale cose di vedere? Un pezzi sciamito! Va. Chiedi per favore. Vieni da fuori. No, tu chiedi. Hai detto che stai vedendo queste cose, oh. Hai detto che non ti può presentare. Vi spiego a ciuata di mio moglie più o meno. Scusa. Lei mi disse ora, vi spiego la sparata che dà. Senti, mia moglie. Ma scusa, quando mi chiedi vai? Allora, non c'è pasta, già avanti. Eravamo rimasti che lei doveva andare a comprare i causi. E invece c'ha paghieri io. E non sapevi che è successo. E che è successo? Mi accattare io. Nel frattempo mi scende Carosi dalla scuola e mi circondano. E io ci disse, Carosi, facetemi passare. E gli ridevano. E io ci dissi, Carosi, che fu? Mi volete rubare? E gli mi rispondero. E che ti rispondevo? Parla ponzi po'? No, vogliamo studiare geografia. Così, perché vedete, quando mi mordieri puzza e causi, angucchia fantasiere tutti i tipi. Ti dico che Dai qua. Questo è il cielo, in tecnocolore. Questo dovesse essere un chianavera. Allora stava di mancare la tinta. E mi scusassi. Ma mi è caduto che avevo sta male. Non c'è bevo. Va. Facciamo una cosa. Domani al mattino io i setti vengo puntuali sotto la tua casa. Tu ti faccio parecchia ora assieme a tuo figlio e ti prometto che ti faccio conoscere a sto politico e ci faccio trovare un posto a tuo figlio Ciccino. Va bene? Va bene. E allora ci potremo bere domani a mattina? No. Ma tu non vai giusto innamorai? A tuo comparetto. Ciao. A domani. Ma è un bagiuzzo con gli sciamoniri. Va. A domani. Ma va ascoltato. Sono te mattamucchieri, mi raccomando. Distinti saluti del tuo compari. Sì? Com'era, Veranca? Ma se io compare, perché mi chiamasti? Che vuoi? Vaccate in vari causi come chi a zampa d'elefante, a zampa di ardina, da domani me ne chiede un testo deputato e passo con voi. Non ci ne cavolo come niente, non c'è bisogno. Come no? Papà, Oh, vi manda a sentire pistola, poi giorno da boutique. oh, ora che provo. Ma fatela provare, Sì, come fa? non ne poterai.
aspetta, Perché ce l'ho visto io di vedo in questi anni, ma poi io la notato. ah, davvero poco, prendere un po'. Ma su longhi, ma che Terese che sa dopo, guarda che c'è in casa. Vi fate accorzare, questa è la nuova moda. Ciao babbo, ciao. Filomena, Che? sta raccomando, forse 1000 stasera, perché domani 7 noi passa il vecchio compare. Ti raccomando, l'accorzare di 4 ida, perché sono me parlo troppo lungo. Non mi interessa. Fatti la cuzzare di tomati. Perché? Perché sono di tua di casa, forza! Non mi interessa. Però se tu dicessi di tu puzzare la lingua, tu facessi subito sto favore. E ora ce l'hai di, ce l'hai di la mia madre. Madre! Che vuoi, poi? Ti sta vedendo queste cose, ma per favore me la scorzare di 4 ida, perché sono lungo e domani che fare? Non se ne va per ne mandaste, guardare in coda di tuo moglie, e ora ti fai puzzare niente. A mia amica mi può bisogno, non se ne parla, ciao. Come Carmelina! Chi c'è? Che vuoi? Carmelina, Sentiamo. per favore, ma acconzi ste cose! No, fatti le cuzzare dopo un piede. Ma no. Zicchito che mi facesse di gelozzita, ricordatelo. Ma non può la casa a casa. Va bene, non capi. Mi curzo io sto cazzo. Lo faccio a vedere io. Ma per paura che va a fare. Cose, vai, io non faccio. Ora mi curzo io e ce l'avamo male. E buonanotte.
discorso. Mio marito è umanitario. Così domani ti faccio una bella sorpresa, se tu la sforzate, dico ma vuoi chiedi? Allora sì, faccio io. Ma faccio da così, oggi da così. Ma poi stamattina sono più grande la mattina. E ciò faccio come io faccio ida, però lo faccio tipo faccio ida allargata, così. Perché se io già pentito quando tu mio mio, faccio così.
volentieri, basta che ti scalzi di mia. Prego. Prego. Grazie. Purtroppo non ci posso preparare un bello caffè perché giusto la macchinetta si è buttata dentro per andare a casa. No, come per andare a casa? Ah, certo, Ah, divisione. divisioni. Ah, spartizione, a divisione del benedetto. C'è il cavolo di sta cosa, è vero? Ma io invece sento non troppo cavolo, se senteva cavolo, stava allontanato. Scusi. E sento fritto lei? No, io sento caldo, caldissimo, aspetta un po'. Ma no, ascolta, lei sente freddo, io sento caldo. Ai. Avanti. Cerco un compare. Ma io volevo ancora acqua. Ma vedremo se posso rimanere solo chi sta cambiando sta. Gaia sapete l'orecchio. Ma a lei ci perdona tutto, compare, a lei ci perdona tutto. Ma compare non è pronto ancora. Oh, stai a chiamare, ci ha buttato di calzi. Va bene, Ci ora ci riporto. Oh. È rimasto. Lei mi offende, non ci sta mai un secondo in casa mia. E lei invece offende a me compare. Lei. Avanti, te, vestiti proprio. Che te sta aspettando compare. Ma tanto è buona compagnia, compare. No, invece io compare non è buona compagnia. Oh, ancora, che compagnia. Dovevo aspettare che devi compare. Aspettiamo una terza e una manca. Ma il tempo un pochino si deve. Ma per fare che? Per aspettare il compare che si mette. Io ho compare invece sa speciali. Perché ho compare. Fatti morare, Liborio. No, compare non può dimorare, perché un politicante mi sta aspettando. Ma come mi commerai sto? Ma se tagliassi, sciamonito!
Buona mandatela, poi guarderemo. Però lo portava bene, chissà. Le vite del Signore sono infinite. Semplicemente per ringraziare il cuore, perché io non conoscevo per niente questa rappresentazione. A noi ci conosceva. Ma perché se non è così non ti sei da pensare. Vorrei anche dire una cosa molto bella, che tra la prima parte e la seconda si è tenuto bene tutto. Questo è la mia impressione, è un giudizio più che altro. Quindi grazie, facciamo un applauso di cuore. E grazie, ricordiamo anche padre Nicola, che non c'è, quindi gli diamo subito di rimanere, ma lui va via. Grazie perché ci ha messo a disposizione questo bellissimo salone teatro, che se non ci fosse stata la sua disponibilità non è che è facile trovare subito qualche altro luogo. Quindi un applauso doppio per uno e per l'altro. Spero che vi siate divertiti. Abbiamo fatto, cioè quest'anno abbiamo fatto tutte le cose di corsa, questo sì, perché tra vari lavoro e quant'altro. Penso che i provini che hanno fatto i ragazzi, a cui ho fatto fare i provini, penso che siano stati bravi, veramente bravi. Graziano non aveva ascoltato la presentazione, io ho detto che al Gress l'anno scorso ho visto, ecco, e Graziana quest'anno è sempre stata pignola fino alla fine. Comunque spero che vi siete veramente divertiti, noi ci siamo divertiti veramente tanto e i ragazzi sono stati una vera scoperta, spero che nel tempo continuiamo in questa maniera. Un applauso ai ragazzi! Una cosa, vi ricordo solo una cosa, adesso sistemeremo le sedie per fare spazio per poi ballare, pian pianino, le tavole calde sono per tutti, quindi non vi affollate, pian pianino ognuno presenta il proprio bigliettino e vi daremo la consumazione. Un'altra cosa, fuori, nel corridoio fuori ci sono scritte carta umido e plastica, cortesemente rispettate quest'ordine così manteniamo pulito il... Sì. Per favore, prima che togliamo le sedie, dovete aprire quella porta così. Adesso noi faremo la foto di rito e poi consumeremo il...